Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Per iniziare questa nuova settimana cercheremo di parlare di arte alle prese con la crisi, con questa crisi che veramente sta colpendo tutti i settori. Allora cercheremo di vedere come incide sulla proposta e la vita culturale del nostro paese e soprattutto anche quanto spazio c'è per le nuove idee, per i nuovi progetti. Lo faremo con i nostri ospiti, entreremo nei teatri, parleremo di danza ma anche di tantissime nuove proposte per i giovanissimi. Allora do subito il benvenuto ai primi ospiti di stasera. Buonasera e bentornata Prisca Picano, danzatrice e coreografa. Buonasera. Buonasera anche a Salvatore Tarascio, anche lui danzatore e coreografo. Buonasera. Allora, un onore riavervi perché voi siete già stati qua, ci avete portato i vostri splendidi progetti. Voi siete due grandissimi danzatori che hanno delle basi forti, fortissime di danza classica, ma che stanno guardando alle novità, a quel che manca al futuro veramente, anche al resto del mondo. Insomma, voi avete le porte aperte. Sì. Come in tutte le cose bisogna anche un po' evolversi, come nella pittura c'è il classico, c'è il nuovo, c'è il moderno, il contemporaneo, però bisogna sempre partire dalle idee molto chiare, da un'ottima scuola, e l'ottima scuola come è la danza classica oggi ci serve quasi più come preparazione a qualcos'altro che al fine di danzare proprio il repertorio, perché purtroppo i luoghi dove poter danzare grandi balletti classici sono sempre di meno, ma non tanto all'estero quanto tanto in Italia, perché rispecchiamo una crisi a tutto tondo. Noi non facciamo altro che raccontarci attraverso il nostro lavoro e raccontare la nostra epoca, e la nostra epoca purtroppo ha talmente altro tipo di difficoltà che l'arte un po' ne paga le conseguenze, perché è un po' la prima che per alcuni è un di più, per altri è un motivo di vita. Certo, è un motivo di vita veramente, perché comunque l'arte in noi, l'arte dà serenità, anche soltanto poter essere spettatori di un momento d'arte può cambiare, però è vero che in un momento di crisi i soldi non ci sono, ecco, lo spazio non c'è. Prisca ha detto che il balletto riflette un po' quello che succede nella società. Effettivamente sì, insomma è un momento difficile per tutti i mestieri. Il mestiere della danza è sempre stato un po' difficile, diciamola tutta, anche perché le produzioni non sono continue, un teatro ne può fare 4, 5 massimo all'anno, non è come l'opera che funziona continuamente, quindi la danza ne risente sempre un po' di più, soprattutto perché i ballerini che non lavorano, cioè freelancer, che non lavorano quindi in un teatro come stabili, sono quelli che soffrono di più, perché comunque sono sempre alla ricerca di nuovi lavori, di audizioni. In Italia, devo essere sincero, la situazione è un po' critica rispetto all'estero, quindi molti danzatori italiani vanno all'estero a cercare fortuna. C'è chi la trova, c'è invece chi torna disperato, magari cambia mestiere, magari insomma è un momento si evolve. Esatto, magari si evolve perché comunque la ricerca è costante. Per chi continua a fare questo mestiere anche negli anni, come noi per esempio, la ricerca è sempre lì, senza la quale naturalmente la danza si fermerebbe, non ci si può quindi siccome oggi si usa tanto la tecnologia, il web, lo usiamo, lo sfruttiamo, anche perché oggi i teatri, ripeto, è difficile, no Prisca? Sì, però seguendo, mi permetto di intervenire, seguendo la grande regola della danza che pochi conoscono, cioè danza è movimento e rapporto al tempo, allo spazio, probabilmente nel tempo lo spazio sta cambiando, non è più il grande teatro, sta diventando il web, anche perché noi dobbiamo in qualche modo anche poterci raccontare, perché esiste anche un sottobosco di gente veramente in gamba, dei grandi artisti, che alle volte muoiono senza potersi raccontare o dare agli altri delle grandi emozioni. Questo perché non ha i mezzi, un teatro. Ecco che la danza si sta adeguando, si sta evolvendo come anche fosse un perché spesso virus. la danza è senza
fondi e quindi insomma è sì, molto ma difficile. non ha mai avuto, parliamoci chiaro, non ha mai goduto di grandi, spinte. assolutamente. In Italia noi sono 25 anni che frequentiamo, abbiamo voluto rimanere in Italia perché proposte all'estero ne abbiamo avute anche per lungo tempo. Il problema è che noi amavamo tanto respirare la cultura, quella che c'è nelle strade, su un marciapiedi di una strada, cosa che magari ti trovi a Stoccarda, bella città e tutto quanto, ma non respiri quest'arte certo, intorno a te. l'Italia assolutamente Paese culturalmente di è poeti, diversa. no? E Quindi, noi abbiamo voluto rimanere e combattere nella nostra terra pur avendo avuto delle grandissime conferme all'estero. Anzi, sembrava quasi più facile, però noi abbiamo voluto rimanere qui perché oggi in realtà quello che offriamo al pubblico è comunque dare delle ottime basi. Se conosci una regola poi puoi anche rompere le regole. Ecco, quella che avete fatto voi è una piccola sfida Sì. che state cercando di vincere, però giorno dopo giorno con nuove invenzioni e nuove modalità. Con voi abbiamo scoperto la danza digitalizzata, che è un qualcosa che si può mandare anche attraverso il web. Intanto chiederei alla regia di preparare qualche video, così possiamo iniziare a vedervi all'opera mentre parliamo. Però per quanto abbiamo detto che i teatri magari non hanno fondi, tante volte addirittura anche gli stessi direttori dei teatri non sono pronti ad accettare una nuova proposta, guardano al vecchio, per cui il pubblico non va, ma il pubblico invece, noi spettatori di voi grandi artisti, cosa siamo pronti a vedere? Nel senso, siamo pronti a questo tipo di arte, a queste novità, le capiamo? Ce la facciamo già? Beh, noi vediamo che con le nostre piccole proposte sul web abbiamo avuto degli ottimi riscontri, anche perché non vogliamo fossilizzarci nel mezzo antico, se questo non è possibile, però abbiamo delle belle proposte da fare ad esempio ai direttori dei teatri, prendendo esempio dall'estero. A Londra ad esempio indicano dei concorsi coreografici proponendo una serata fra i migliori che ovviamente si iscrivono al concorso, creano una bellissima serata innanzitutto e il vincitore potrà godere di un teatro per la durata di un anno, non dei soldi da spendere dove chi lo sa. In questo modo emergerebbe il sommerso, no? Esattamente, Cioè, e il sommerso ha tanto da raccontare perché in ogni epoca difficile è dal sommerso che riusciamo poi a trarre un'evoluzione, perché dal sommerso che lotta tutti i giorni e dalla passione che mette il sommerso, perché devo dire che ha un posto di lavoro piuttosto tranquillo, soprattutto i nostri cari colleghi, perché anche noi abbiamo avuto la proposta di stabilità nel teatro, ma noi abbiamo voluto fare arte. Abbiamo voluto rischiare. Rischiare e grazie anche a questo grande no che abbiamo detto a un teatro, ci siamo trovati a danzare cose nuove, diverse. A raccontare quello che vivete giorno per giorno, insomma non vi siete seduti a fare insomma, una rappresentazione di qualche cosa che però ormai non si può più toccare, il pubblico non si rivede, ma a dire quello che succede, quello che vedete, insomma l'arte è veramente un linguaggio, un modo di comunicare il nostro stato d'animo, quello che viviamo e sentiamo, per cui deve essere in continua evoluzione. Ma visto che dopo di voi verrà da me proprio un direttore di un teatro importante di Milano, quale domanda potrei portare a lui? Nel senso, che cosa veramente vorreste chiedergli a muso duro? C'è qualcosa che viene in mente sì, subito? perché non porta un po' più di danza? Per cominciare, perché ci sono le realtà, il pubblico non conosce quante opportunità di emozioni ci sono dietro questi nuovi linguaggi che a dire il vero è una globalizzazione delle forme d'arte. È una forma, cioè oggi in danza si usa, ma già questo negli anni 70, la parola, si usa l'intervento anche recitativo di un testo per accompagnare il pubblico. Vedi anche tu quando hai danzato con la recitazione di Cosimo Cinieri, che tra l'altro è un grandissimo attore, raccontava, faceva la voce fuori campo e aiutava il pubblico ad apprendere una grandissima storia.
che è Sì, La anche Lupa perché il di pubblico Verga. si educa, Si cioè, educa. se il pubblico non è abituato a vedere il balletto, ma non il balletto tradizionale che si vede ogni anno, tipo lo schiaccianoci a Natale, ecco, per farci un esempio. Bisogna anche un po' rischiare, Qualcosa andare in giro a di vedere più, cose. qualcosa di più anche all'avanguardia, E questo significa tecnologico. rischiare un po'. Cosa vuol dire? Che un artista all'avanguardia non ha mai le pretese economiche di un artista affermato. Dico avanguardia nel senso più nel sottobosco che nel bosco. Certo. Però io questo dico, bisogna anche dare l'opportunità di cambiare anche la forma del linguaggio, vedere no, siamo sempre lì con i soliti cartelloni. Ormai i cartelloni, scusatemi, dei teatri appunto e Zelig Che tornano, sono sempre quelli, in un paio sono d'anni, sempre un teatro questi, è là. la Sì, è un televisione che giro ormai continuo, ha preso un circuito chiuso ormai, la possesso. danza è diventato un circuito chiuso. Noi non abbiamo più spazio, allora l'unico spazio veramente democratico che ci è rimasto secondo noi è web, Sì, perché lì sei bravo, non sei bravo, piace o non piace, lo vedi col riscontro. E grazie a Dio quelle poche cose che abbiamo cominciato a creare hanno avuto sempre un ottimo riscontro in un ventaglio di artisti che coprono dal classico al più contemporaneo. E poi come tutte le cose c'è sempre un'evoluzione. Ovviamente quindi, sì. Abbiamo intanto visto qualche vostro video e sono proprio quelli che ho trovato direttamente io sul web, per cui c'è un'offerta grandissima e piano piano già li prendete per la mano. Gli spettatori è facile trovarvi anche su YouTube, proprio cose Sì, gratuite, sì, senza, certo. senza pretese. Per l'ultimo minuto, Salvatore, ti chiedo, visto che voi avete anche una scuola, ha ancora senso sperare in una carriera da grande ballerino qui in bella Italia? Una domanda I piccoli difficile. possono crescere con un È sogno così? difficile. Noi abbiamo, allora, io ti posso fare l'esempio nostro. Mhm. Cioè noi all'epoca, quando abbiamo deciso di fare questo mestiere qua, abbiamo rischiato. Abbiamo lasciato dei mestieri certi Mhm. per un mondo fatato, che però se fatto bene, cioè se uno si impegna, ecco, riesce. Ecco. Insomma, Poi è anche- chiaro che l'offerta è poco, di lavoro c'è poca offerta, c'è tanta domanda. Diciamo che l'offerta migliore oggi la offre la televisione, che purtroppo non sempre è Ma positiva. anche lì vedo che vanno spesso a dover ripiegare sulla quantità e la qualità spesso Esatto. deve cedere il passo. E allora noi, Prisca e Salvatore, ci lasciamo proprio con questo, con l'input di puntare sulla qualità, di puntare anche sul rischio, perché qualcosa lì si Ecco, può sì, trovare. bisogna Nell'arte che rischiare. tenta cose nuove ci siamo veramente noi, c'è la Tanto oggi nostra rischiano società. tutti. Rischiano In questo- tutti, per cui con questa rischiare anche crisi, nell'arte sì. e Noi- nella danza. Allora noi io ci vi stiamo. ringrazio Grazie a te. tantissimo, vi aspetto fra un po' perché voi avete in elaborazione tantissime cose nuove, Sì, venite ci a vediamo presentarle presto. qui da me. Subito dopo la pubblicità ci sarà proprio un direttore di un teatro, io gli porterò tutta la nostra conversazione così vediamo cosa risponde. Va Sei bene? una grande. A tra poco. Grazie. Grazie.